sono uscite, è già bello questo, insomma, riassaporare l'aria e la luce del sole è bello, poterla rivedere. Parla poche ore dopo essere stata dimessa dal reparto di ortopedia dell'ospedale di Oderzo l'avvocato Mary Zorz, accoltellata lunedì mattina nel suo studio dal 53enne Giuseppe Silvestrini, suo cliente. Di quegli istanti ricorda lo shock e l'ultimo sguardo che si sono rivolti. Ho bloccato lui, ho bloccato il coltello con le mani dopo essermi rialzata, lui mi ha guardato e non lo so, probabilmente ha avuto un attimo penso che abbia avuto un attimo non lo so, di ravvedimento, mi ha guardato e si è girato e è andato via. Il 53enne è stato poi ritrovato cadavere nel casolare di famiglia a Mansuè. La professionista lo aveva implorato di non ucciderla, di non farlo per sua figlia. È stato il gesto di una persona in estrema difficoltà, aveva capito, avevo deciso di non seguirlo più. Probabilmente si è sentito per l'ennesima volta solo, probabilmente è stato quello. Una doppia personalità quel cliente che seguiva da tempo, come i due profili social dell'uomo, uno con una foto solare che lo ritrae in montagna, l'altro cupo. Io vedevo lui come quello del primo profilo, un profilo dolce, un profilo gentile. E poi ogni tanto in quella sede, lunedì, è comparso quell'altro Giuseppe, quello che non avrei mai voluto vedere. Mary è tornata a casa dal compagno e dalla figlioletta che cerca di tutelare dalla brutalità di quello che le è accaduto. Chiaramente ho una mano fasciata e dei lividi in faccia, dei segni in faccia, ho dovuto dirle che ho sferrato un pugno e che il pugno mi ha fatto male alla mano e che poi lui aveva un portachiavi con un taglierino. Certamente non userò mai il termine coltello con lei. Zorza ha 30 giorni di prognosi, ma conta di tornare al lavoro a breve, malgrado la terribile esperienza vissuta. Immagino che ritornerò presto e mi prenderò qualche giorno. Non mi sono mai assentata neppure per la maternità, si figuri se mi assento per questo. So che ho necessità di farmi aiutare, fare un percorso mio per elaborare quello che è successo, ne sono consapevole. Il mio proposito è di cominciare con lo stesso entusiasmo che avevo prima e con la stessa empatia nei confronti dei clienti. L'ultimo pensiero, infine, per il suo aggressore. Vorrei dire a Giuseppe, se fosse qua, che comunque non ce l'ho con lui, che capisco che era soltanto tanto fragile e mi dispiace veramente tanto che abbia scelto una fine così. Mi dispiace veramente tanto.